Pregevole ed encomiabile iniziativa dello stabilimento PEF, ex Peviani Frutta, storica azienda del territorio e leader nella produzione e nel commercio di carote e radicchio. Sabato mattina i circa 50 dipendenti fissi e stagionali dell'impresa, molti dei quali chiogiotti o comunque residenti nella zona, sono stati convocati dall'amministratore delegato Roberto Pavan e hanno ricevuto un buono spesa di 250 euro ciascuno, da consumare negli ipermercati Coop, in virtù della crescita costante e degli obiettivi raggiunti assieme. I collaboratori lo meritano, dice Pavan al microfono di Chioggia Azzurra, perché sono stati protagonisti del cambiamento con grande passione. Una seria e mirata politica interna di welfare aziendale consente infatti alla PEF di assorbire forti investimenti logistici nell'ammodernamento e nell'ampliamento di uffici e capannoni. Palpabile è la soddisfazione dei lavoratori, molto legati all'azienda anche sotto il profilo umano. Da parte della ditta, la dimostrazione che a livello imprenditoriale è possibile, anzi auspicabile, comprendere le esigenze dei sottoposti, sostenendo il loro reddito in maniera anche indiretta, per far fronte alle difficoltà della quarta o addirittura della terza settimana del mese. E la storia di successo di PEF, iniziata con Peviani Frutta, continua. Si allarga a macchia d'olio la truffa della rivendita automobilistica OK Auto, che in settimana ha abbandonato nella notte la sede di Ridotto Madonna con gli acconti versati dagli acquirenti di Auto Fantasma. Ammonta a meno 300.000 euro in pochi mesi il totale dei crediti spariti, per i quali stanno fioccando denunce penali da mezza Italia. La ditta, registrata in città nel dicembre dell'anno scorso, aveva venduto promesse di vetture reimmatricolate fino in Sardegna. Si parla di circa 30 persone truffate, disposte alla class action attraverso un legale toscano, pure vittima della malversazione. Intanto mette le cose ulteriormente in chiaro Stefano Varagnolo, la cui concessionaria Automotive ha la sfortuna di confinare con l'azienda delinquente. Imprenditori come questo, spiega Varagnolo alle telecamere di Chioggia Azzurra, rovinano il mercato e la reputazione onesta dei concorrenti, soprattutto se divisi da un solo muro. Sono cose che non devono accadere né qui né altrove. Le auto che in questo periodo sono comparse nel piazzale appartengono proprio al multimarca che vende tra le altre Dacia e Renault, non certo quindi al clan di OK Auto in fuga. Nella sede di quest'ultima, ubicata dove prima sussisteva la già fallita Auto San Lorenzo per Opel, non c'era quasi mai nessuno e tantomeno traccia dei veicoli millantati in rete, anche di un certo pregio, pur venduti a cifre allettanti. Automotive con questi signori non c'entra assolutamente niente, conclude Stefano Varagnolo, e non ha parlato nemmeno con le persone truffate, come asserito da qualche organo di stampa. Per questo ci sarà anche un'azione legale a tutela della nostra immagine. Terranno venerdì 5 ottobre alle ore 15 nella chiesa di San Giacomo in Chioggia le esequie di Davide Varagnolo, il 19enne deceduto domenica sera mentre era alla guida del suo scooter in Viale Veneto Sottomarina. Al padre Daniele, alla madre Elisa e ai fratelli si unirà il cordoglio dei tantissimi amici del giovane, appassionato di pugilato, che studiava all'Istituto Professionale Marconi di Cavarzere. Lo schianto era avvenuto alle 23:30, quando Varagnolo travolse sulle strisce pedonali due cittadini pakistani, prima di restare a terra nell'urto. Il maggiore dei due asiatici, di età 47 anni, versa ancora in stato di coma all'ospedale All'Angelo di Mestre. Nella notte dell'incidente ha subito un delicato intervento chirurgico di craniotomia decompressiva per drenare l'emorragia cerebrale e la prognosi è ancora riservata. L'uomo, residente da anni in città, è assistito nel nosocomio mestrino dai numerosi amici e colleghi connazionali. Bruno Maderna di Sant'Anna di Chioggia. Prendo questo pergamena adesso. Nella nuova scuola primaria, che sorgerà in adiacenza a quella secondaria di primo grado intitolata Bruno Maderna. È stato il sindaco Alessandro Ferro, tra l'altro residente nella frazione, a coprire di malta le pergamene inserite nel blocco, prima che venisse calata nel terreno entro il cantiere di Vilnai Costruzioni. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessora alla pubblica istruzione Isabella Penzo, il dirigente scolastico Sergio Ferroli, una nutrita rappresentanza dell'amministrazione con assessori, consiglieri e dirigenti, le scolaresche della scuola secondaria di primo grado Bruno Maderna.
Saranno proprio bambini e ragazzini di Sant'Anna a scegliere il colore dell'intonaco esterno della scuola. Lo ha annunciato il sindaco prima di dare la parola al dirigente Ferroli per la consegna di alcune borse di studio a 3 giovanissimi che hanno sostenuto gli esami di licenza media nel giorno scorso, meritevoli per impegno e solidarietà verso gli altri. Le borse di 500 euro sono state messe a disposizione dalle famiglie di Alessandra Gibin, giovane vittima della strada, e del professor Franco Penzo, che nella scuola Maderna ha insegnato, e sono andate rispettivamente a Giulia Garbi, Gaia Gebin e Pier Giorgio Terrentin. Il fermo pesca, come sapete, è terminato da qualche settimana e c'è un'abbondanza di prodotto ittico enorme, e qui alla Camera come al solito fanno i prezzi fuori di testa, è una cosa eccezionale, una cosa che non si può fare a meno di venire. Per esempio c'è il soaso, le mazzancolle, il rombo, le sogliole, le triglie, i barboni sono a 3 euro, la seppia, le canocce sono a 10 euro il chilo, gli sgombri a 5 euro il chilo, sardina, insomma non si può non venire, io non so questi come fanno, è una cosa incredibile. Amici carissimi di Network Azzurra e Meteo Brollo, buongiorno a tutti. Dunque è una situazione meteo che va, come vi ho già annunciato ieri, lentamente migliorando, anche se il tempo anche sulle nostre zone, ma specialmente nel centro-sud Italia, sarà caratterizzato da questa trottola perturbata che si è organizzata in vortice ciclonico, che piano piano si posizionerà al largo della Tunisia, ma che dispenserà ancora naturalmente una buona dose di nuvole dal centro Italia in giù, ottime e copiose piogge in Sicilia, in Sardegna e buona parte del sud Italia, ma che naturalmente terrà attivi ancora dei venti del nord-nord-est sulle nostre zone per alcuni giorni. Questa situazione di vortice ciclonico tenderà naturalmente poi a risalire leggermente alla volta di venerdì sabato sul Tirreno, andando a creare qualche disturbo, specialmente sabato, anche sulle nostre zone, laddove saranno previsti anche qualche piovasco, qualche pioggia in circostanze appunto di cieli abbastanza nuvolosi e quindi un po' coperti. Questo sicuramente solo sul sabato, già domenica avremo una giornata lentamente migliore. Naturalmente, visto l'approssimarsi ormai dell'autunno meteorologico, naturalmente non è che possiamo aspettarci di meglio. L'unica cosa che vi posso dire è che le temperature massime da domani guadagneranno ulteriori 2 gradi, quindi ci posizioneremo tra oggi pomeriggio e domani sui 21-22 gradi, qualcosina in più giovedì naturalmente e venerdì, e poi vedremo sabato cosa succederà. Ovviamente la notte entrante, quindi abbiamo visto che le temperature minime sono portate un pochino più basse, questa notte è stato di 10-12 gradi, un pochino meno naturalmente, ma questo è il quadro generale su cui si presenta appunto l'autunno. Non ci resta che accettarlo, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani, ciao!